Cari telespettatori, ben ritornati. Come ogni venerdì noi siamo supportati dallo SPI CGIL, quindi affrontiamo questioni estremamente importanti e interessanti. Più volte ci avete chiamato dalle zone del Polesine, più volte avete segnalato delle situazioni di difficoltà e noi infatti quest'oggi affrontiamo anche questo tema, sia sotto il profilo sociale delle case di riposo, ma anche quello sanitario, che è molto molto importante. E poi parliamo un po' in generale della questione sociosanitaria a livello regionale. Vi presento subito i nostri esperti dello SPI. Ben ritornato Gino Ferraresso, SPI regionale, Dipartimento Buongiorno Welfare, grazie di essere qui con noi. E ben arrivato Antonio Bolognesi dello SPI di Rovigo, grazie anche a lei. Allora, cominciamo con Gino Ferraresso, con una dimestichezza, più volte ospite, eccetera. Eccomi qua. Quali sono le tematiche che sono più calde in questo momento per quel che vi riguarda? Allora, noi ci stiamo muovendo come sindacato di pensionati, non solamente come sindacato di pensionati, ma anche come categorie dei lavoratori e anche come confederazioni, su un tema che è quello delle IPAB, delle case di riposo. L'11 di giugno abbiamo fatto un secondo presidio davanti al Consiglio regionale, la sede del Consiglio regionale Veneto, perché noi abbiamo fatto una proposta di nuova legge regionale che aspettiamo ormai da anni che non arriva. Perché è necessaria una nuova legge regionale? È necessaria perché fondamentalmente queste case di riposo IPAB, che sono strutture pubbliche, in questa situazione rischiano di scomparire. C'è la necessità di regolamentare il tutto. La Regione Veneto è l'ultima regione tra le regioni a statuto ordinario a fare una legge in Italia e noi, come ho detto, abbiamo fatto delle proposte, stiamo sollecitando l'avvio della legge perché se non si fa entro settembre di quest'anno noi corriamo il rischio che si vada alla nuova legislatura, perché scatta poi il semestre bianco, chiamiamolo così, dove prima delle elezioni regionali che saranno il prossimo anno. Quindi stiamo tentando in tutte le maniere di sollecitare la Regione ad approvare questa legge regionale che darebbe un segnale positivo anche agli anziani e agli anziani. Ma sostanzialmente, l'abbiamo detto anche più volte, ma come mai si è arrivati a questo protrarsi della situazione? Ormai è all'estremo limite e ancora non sappiamo se si riuscirà a fare qualche cosa, perché poi anziani ce ne sono tantissimi, poi vedremo anche dei numeri anche in certe zone. In situazioni di disagio c'è, le famiglie hanno bisogno di un supporto, cioè, c'è questa criticità. E anche per noi questa cosa è incomprensibile, perché nella nostra regione si continua a parlare di autonomia, e in questo caso la Regione Veneto ha la completa autonomia da anni di legiferare e non si capisce perché non si riesce a trovare la quadra e si lascia andare la situazione sempre più, mettendo sempre più in difficoltà i consigli di amministrazione. È così complesso? Ma non direi che è così complesso, perché altre regioni lo hanno fatto. Diciamo che c'è, allora, diciamo che forse c'è un problema di orientamento politico, nel senso che le regioni che hanno fatto le leggi fondamentalmente si dividono in due tipi le leggi. Alcune regioni, ed è il caso della Lombardia, hanno trasformato le IPAB in strutture private, cioè il consiglio di amministrazione è privato, di nomina privata. L'altro esempio, ed è l'altra metà delle regioni circa, ha invece optato per fare una legislazione dove le IPAB cambiano nome, ma fondamentalmente rimangono pubbliche, quindi il Consiglio di amministrazione rimane di nomina pubblica. Tenga conto che noi abbiamo circa, nel nostro territorio veneto, circa 370 case di riposo, di queste circa 120 sono IPAB. Però questi sono i numeri delle case di riposo, però nelle IPAB, in genere le IPAB sono case di riposo con tanti posti letto, quindi sono anche le case di riposo più grosse. L'IPAB più grossa è a Vicenza, per esempio,
Abbiamo quindi case di riposo che si aggirano intorno ai 500-600 posti, quindi parliamo di strutture. E come funzionano? Perché dopo entriamo anche nel merito specifico, perché voi avete sempre detto, anche da anni addietro, che non tutti i territori sono uguali, ci sono strutture dove le cose vanno meglio, altre invece dove purtroppo ci sono delle grosse carenze sotto vari profili, e quindi qual è un po' la situazione per quel che riguarda le IPAB, per esempio Vicenza, no? Facciamo un esempio. Diciamo che la distribuzione delle case di riposo tra privato e pubblico è diversa da territorio a territorio. Abbiamo una concentrazione di strutture private molto più alta nel Veronese, un po' anche nel Padovano, meno nel Vicentino, di più nel Veneziano, insomma dipende dalle. E come funzionano queste? Ma il tema delle case di riposo fondamentalmente tra pubblico e privato è il costo delle rette. Quindi, fondamentalmente il tema è questo: noi dobbiamo risolvere un problema che è quello del costo delle rette delle case di riposo, ma prima di risolvere questo dobbiamo decidere cosa fanno queste strutture. Mi spiego meglio. Se la popolazione di tutte le case di riposo nel Veneto mediamente ha 85 anni, mediamente, di tutte le case di riposo pubbliche e private, viene da pensare, ma non c'è bisogno di pensare, è la realtà, che le prestazioni che io do a queste persone che sono in casa di riposo di 85 anni sono più di natura sanitaria che sociosanitaria. Allora, se è vero, come è vero, che di fatto è così, perché la persona ormai va in casa di riposo quando proprio non c'è, esatto, non può più stare a casa, insomma. Se è vero quello che è vero, perché questo è un dato certificato dalla Regione Veneto, dall'ultimo piano sociosanitario, questo dell'età media degli 85 anni, noi diciamo: ma si chiamano ancora case di riposo queste strutture? Punto interrogativo. Quindi oppure, a monte bisogna andare. Oppure dobbiamo ragionare su un servizio, rivedere tutto il servizio completamente e dare risposte diverse nella residenzialità a seconda della gravità delle patologie dell'ospite della casa di riposo. E a seconda della gravità dell'ospite si decide anche di quanto l'ospite contribuisce, mi spiego. Se io do prestazioni esclusivamente sanitarie, dovrebbe essere di conseguenza che l'ospite non paga niente, visto che do delle prestazioni sanitarie. E c'è una contraddizione su questo. La Regione recentemente ha approvato le nuove schede ospedaliere. La cosa che viene fuori perché le ultime sono state approvate nel 2013. Dal confronto tra il 2013 e il 2019 spariscono, si azzerano i posti letto di lungodegenza. Ora, i posti di lungodegenza non è che andavano solamente gli anziani, ci andavano, diciamo, i pazienti che avevano bisogno di un recupero della fase acuta della malattia. Spariscono nel senso che nel 2013 ce n'erano circa 650 in tutto il Veneto, nel 2019 diventeranno 40. Allora, se tolgo la cura sanitaria anche nell'evento, diciamo, temporale corto e non risolvo il problema invece in un evento temporale un po' più lungo, corro il rischio che le case di riposo, così come le chiamiamo oggi, diventano sempre più strutture per ricchi, per chi si può permettere di pagare la retta e il servizio, quando invece questo dovrebbe essere un servizio sanitario. Quindi quello che noi diciamo è: le case di riposo, le IPAB, in particolare le pubbliche, devono diventare centri servizio, devono erogare tutta una serie di prestazioni che non è solamente la residenzialità, ma anche la domiciliarietà,
anche la formazione delle assistenti familiari, delle badanti, potrebbero diventare le case di riposo anche ospedali di comunità, quindi fare un po' di servizio sanitario, un po' di più di quello che fanno. Sì, perfetto, però c'è un altro aspetto che tra l'altro anche voi avete studiato in modo molto approfondito, perché lo studio nasce da voi, che sono sempre più le persone anziane, quindi l'anziano è sempre più in là nel tempo, che soffrono anche del mal della solitudine, che è uno dei mali, che vuol dire anche la difficoltà di interazione con altre persone, sentire un senso di abbandono, di vuoto, eccetera, dove se ci fossero delle strutture che non curano il tuo problema sotto il profilo fisico, perché magari sei abbastanza autosufficiente, però non puoi permetterti di avere anche una compagnia, eccetera, avresti la volontà di fare una scelta di andare a stare con altri anziani del tuo livello, ma non puoi farlo perché è sostanzialmente inaccessibile economicamente. Magari la memoria non ti supporta, quindi non puoi ricordarti di accendere il gas, di spegnerlo, può essere pericoloso, però non puoi permetterti la badante o non vuoi avere la badante a casa, perché attenzione, non è che sia tanto facile, mentre magari in strutture idonee potrebbe essere più agevole, almeno periodi per periodi. Cioè, perché adesso l'anzianità non è più come una volta A e B, ci sono tanti livelli e in questi livelli ci sono quelli che invece fanno una scelta, vorrebbero fare una scelta di un certo tipo. Diciamo che noi abbiamo cominciato a ragionare sull'ultimo pezzo di una filiera che risponde ai bisogni degli anziani, dei non autosufficienti. Però le istituzioni, in questo caso i comuni, piuttosto che le USL, piuttosto che la Regione, dovrebbero, questo è il nostro appello, un appello che poi tramutiamo anche in rivendicazione quando andiamo a incontrare i sindaci, piuttosto che i direttori generali, piuttosto che la Regione, una rivendicazione che è quella che bisognerebbe costruire il percorso, una filiera, chiamiamolo così, dell'invecchiamento della popolazione, che dopo anche il mio collega di Rovigo ne parlerà, nel senso che bisognerebbe partire dalla autosufficienza e quindi andare a vedere. Noi abbiamo un problema grandissimo nella nostra regione, non solo nella nostra regione, e in particolare nelle città capoluogo, che sono le persone sole che sono in genere donne. Allora non è possibile che ha bisogni anche di tipo, come dire, di rapporti personali, ma potrebbero essere anche di bisogni, di piccoli bisogni sociosanitari. Io non programmo degli interventi o li programmo solamente a tampone. In alcune realtà, perché ci sono alcune realtà che lo fanno, hanno imitato, perché non ci si inventa niente, quello che viene chiamato il co-housing, che vuol dire il comune ha a disposizione un edificio, lo fa diventare tanti tot mini appartamenti, però decenti, insomma, nel viverci. Si chiede alla persona o alla coppia, potrebbe essere anche una coppia, alla quale vengono forniti tutti i servizi, che può essere non solo l'acqua ma anche la luce, il gas, tutto quanto, e c'è un servizio anche di portierato e di assistenza domiciliare. Quindi alcuni comuni si sono esercitati nell'attivare queste strutture dove gli anziani riescono a trovare anche momenti di confronto con altri anziani, quindi anche di socialità. Questo però ha bisogno di un'idea che sta a monte, che è di prendere atto che la nostra società ha un processo di invecchiamento rapidissimo al quale noi dobbiamo programmare. Esatto, programmare, cioè guardare un attimo più in là, perché questa è la cosa pazzesca. Ecco, adesso voglio chiedere anche il suo intervento, naturalmente. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.